inizio di Radio Padania possiamo dire le previsioni di un calciomercato che inizia oggi, buon lunedì 5 gennaio 2015 da Daniela Madasi con la puntata numero 443 di Calcio Parlando. Stamattina alle ore 11 all'Alto Hotel di Milano ha preso il via la sessione invernale del calciomercato che terrà a livello di informazione tutte le società attive fino al 2 febbraio, quindi noi cercheremo come consuetudine di darvi magari anche in anticipo qualche colpo. Nell'arco delle passate stagioni siamo riusciti a dare veramente delle anticipazioni succulente, speriamo di riuscire a farlo anche quest'anno, considerando che avremo un inviato quasi fisso, Graziano Campi, che per noi dal lato hotel attraverso la redazione di calcioparlando.com seguirà tutte le vicende del calciomercato. Ripartiamo da questo lunedì 5 gennaio, considerando che questa sera la massima serie tornerà in campo con l'anticipo della 17ª giornata in programma all'Olimpico di Roma tra Lazio e Sampdoria. Poi nell'arco della giornata di domani della Santa Epifania si disputeranno le restanti 9 gare della 17ª giornata. Alle 12:30 Udinese-Roma, alle 15 le gare Chievo-Verona-Torino, Empoli-Hellas Verona, Genoa-Atalanta, Milan-Sassuolo, Palermo-Cagliari, Parma-Fiorentina, Cesena-Napoli. Poi in serata alle 20:45 il big match, il derby d'Italia. Allo Stadium la Juventus affronta l'Inter. Questo il programma di una massima serie che ritorna protagonista dopo le 2 settimane di riposo. Ripartiamo quindi dalla lettura dei giornali, quindi in questa rassegna stampa, partendo come nostra consuetudine dalla Gazzetta dello Sport. Tevez Icardi, il tango del gol che fa ballare Juve-Inter, quindi la Gazzetta va già anticipare quella gara che domani andrà a concludere da 2 giorni di campionato. L'anticipo Lazio-Samp, chi va ancora più in alto, questo perché comunque le 2 formazioni che questa sera si affrontano stanno facendo un ottimo campionato. A tal proposito ricordiamo anche la classifica della massima serie, che vede la Juventus al comando quota 39, la Roma al secondo posto a 36, poi molto staccate Lazio e Napoli a 27 insieme alla Sampdoria, Genoa 26, Milan 25, Fiorentina 24, Udinese e Palermo 22 per concludere la cosiddetta parte di sinistra classifica, ovvero le prime 10, mentre nella parte destra della classifica troviamo l'Inter a quota 21, Sassuolo 20, Empoli, Torino, Hellas Verona 17, Chievo Verona 16, Atalanta 15, Cagliari 12, Cesena 9, Parma 6, considerando che Parma ha già preso un punto di penalizzazione. La Gazzetta dello Sport l'abbiamo detto, il titolo d'apertura è Tevez Icardi, il tango del gol che fa ballare Juve-Inter, però il titolo a 9 colonne, soprattutto attraverso la foto, è Scatta il mercato, gli obiettivi delle grandi, alla prova dei 9, i colpi che possono cambiare la faccia della Serie A. La Juventus insegna Snyder, segue Snyder e Rolando, l'Inter è sulla veste Shaqiri e Diarra, la Roma punta al difensore romeno Chiriches, per Diamanti la pista fiorentina, il Napoli vuole anche Mario Suarez e la Lazio bussa per Guedes, il terzino difensore centrale che potrebbe arrivare dall'Olanda. Poi spazio al calcio estero, clamoroso KO del Real Madrid che dopo 22 vittorie va a perdere a Valencia, e difatti ieri i Blancos, le merengues, hanno perso 2-1 con il Valencia, una giornata a livello di Liga, campionato spagnolo, che ha visto anche la sorprendente sconfitta del Barcellona sul campo della Real Sociedad, della formazione basca che quest'anno è già riuscita nell'impresa di battere prima Real Madrid e poi l'Atletico Madrid, adesso ha superato anche il Barcellona. Quindi dopo aver, diciamo così, commentato nell'ultima nostra puntata che le vicende del campionato inglese che vede al comando il Chelsea a pari punti del Manchester City, seguito dal Manchester United, possiamo segnalare che anche a livello di Liga spagnola adesso le prime 3 della classe si trovano soltanto nel giro di un punto. Real Madrid è il primo con un punto di vantaggio su Barcellona ed Atletico Madrid, anche se diciamo che la formazione allenata da Carlo Ancelotti deve ancora recuperare una gara contro il Siviglia. Questo per dire che logicamente la massima serie riprende e potrebbero dopo 2 settimane di sosta esserci una serie di novità, soprattutto a livello proprio di risultati e magari di sorprese. Dopo andremo logicamente ad analizzare anche tutte le gare del prossimo turno con il nostro collegamento. Proseguiamo però con la lettura dei giornali. Dalla Gazzetta passiamo a Tutto Sport,
annuncia la stampa il primo gol è Muriel, perché dovrebbe, diciamo così, essere pressoché imminente, in corso di ufficializzazione, l'acquisto di Luis Muriel da parte della Sampdoria, una Sampdoria che dopo aver ceduto Gabbiadini a Napoli, aver acquistato Correa per 8 milioni di euro, quindi il nuovo trequartista argentina che va a rinforzare la formazione doriana, i blu cerchiati sono pronti a un nuovo colpo di mercato, ovvero Luis Muriel, che aveva fatto molto bene nelle scorse stagioni, quest'anno non sta trovando spazio con i bianconeri di Stramaccioni, e vedremo quindi se riuscirà a fare una seconda parte di stagione ottima, soprattutto con una Sampdoria che quest'anno punta a ritorno quantomeno nelle coppe europee. Poi tutto sport dedica spazio al Torino, Toro mercato zero, Ventura riparte da -3 perché contro il Chievo Verona di Granata dovranno fare a meno di Nino Sanchez, Nocerino e Perez. Poi il titolo principale di tutto sport riguarda il mercato della Juventus. Il Galatasaray alza la voce, vuole 20 milioni di euro per dare Snyder alla Juventus, vuole il pagamento della clausola rescissoria. Juve Snyder, cose turche, ma tra clausola, provocazioni e furia dei tifosi la trattativa va avanti, e sì, da fare i bianconeri e l'Inter anche per netto, perché abbiamo detto domani la massima serie vedrà la propria conclusione con il match clou tra Juventus e Inter, sfida di mercato per il giocatore Shaqiri in uscita dal Bayern Monaco. Però tutto sport, diciamo così, apre anche un'altra sfida di mercato, ovvero Neto, il portiere della Fiorentina, che si è rifiutato di rinnovare il contratto con la formazione viola, andrà via a giugno a parametro zero, e quindi vedremo chi potrà, diciamo così, portare a casa questo portiere che non era partito bene nelle scorse stagioni, però quest'anno sta facendo un ottimo campionato, considerando che su Neto, oltre a Juventus e Inter, dobbiamo segnalare anche la presenza fissa da qualche mese anche della Roma, che dovrà di fatto poi dare l'addio a De Santis, che ha rinnovato soltanto fino al 2016. Neto potrebbe essere proprio il nuovo portiere dei giallorossi. Il rilancio di Pogba, quarto scudetto, la semifinale di Champions League, questo è l'obiettivo bianconero. Poi spazio dedicato al Milan, Suarez e Brozovic per fare un Milan stile Ancelotti, e con Inzaghi che si è detto molto felice dell'arrivo di Cerci a Milano. Poi spazio anche al campionato estero con la sconfitta del Real Madrid, che logicamente dopo 22 vittorie consecutive ha fatto clamore in Spagna. E poi due notizie per quello che riguarda il campionato di Serie B: due panchine saltate, a Livorno è stato esonerato Gautieri ed è arrivato Gelain, quindi promosso allenatore della primavera. La stessa cosa invece è successo anche a Latina, dove la formazione laziale ha esonerato Breda e ha affidato la panchina a Marc Giuliano, ex difensore centrale della Juventus, che allenava i ragazzi under 20 del Latina, è stato promosso di fatto alla promozione della prima squadra. Concludiamo la lettura della rassegna stampa, quindi dei giornali sportivi usciti questa mattina, con il Corriere dello Sport, la carica dei 120 svincolati, perché logicamente a fine gennaio i giocatori che hanno contratto a scadenza a partire quindi da giugno del 2015, che non avranno trovato dei nuovi accordi e soprattutto non avranno posto la firma sull'eventuale rinnovo di contratto, da febbraio saranno liberi di svincolarsi, e quindi il Corriere dello Sport è proprio l'elenco di questi 120 giocatori. Poi il titolo: Juve doppia trappola, Allegri riparte con 2 big match, domani sera l'Inter, poi domenica il Napoli, quindi la Juventus capolista riparte in questo 2015 con 2 gare non certo semplici. Poi spazio alla Lazio che sfida contro Mialovic, la Sampdoria all'Olimpico, Candreva escluso, la Champions in gioco, perché sono due formazioni che, l'abbiamo detto, stanno occupando insieme a Napoli il terzo posto della classifica. Poi spazio anche in questo caso al campionato estero, Ancelotti è caduto, Real stop al record. Per quello che riguarda infine le vicende di mercato, il Corriere dello Sport parla di Mancini prepara il grande colpo e spera di avere Podolski contro la Juventus. Benitez invece vuole il bis di Supercoppa e conta su Gabbiadini, che è stato accolto come un re, come si dice in questo caso a livello proprio di Corriere dello Sport. Questo l'anteprima dei giornali di oggi, che l'abbiamo detto è una giornata particolare perché la massima serie torna in campo dopo 2 settimane di stop, e soprattutto si aprono le vicende di un calciomercato che è partito, direi, rispetto agli altri anni con l'acceleratore, perché oltre all'arrivo di Cerci al Milan, soprattutto quello di Podolski
davanti all'Inter abbiamo visto il Napoli molto attivo con l'acquisto del terzino sinistro Strinic acquistato da Dnipro, e poi la formazione partenopea fresca vincitrice della Supercoppa di Lega a Doha contro la Juventus in quella serie incredibile di rigori. È riuscito anche ad acquistare dalla Sampdoria Gabbiadini, Sampdoria stessa, che poi abbiamo detto ha già comprato anche un trequartista come Correa. E poi devo dire che un altro colpo di mercato senza dubbio ha fatto probabilmente di silenzio, che però potrà servire molto, è quello portato a termine dalla formazione dell'Atalanta, che ha acquistato Maurizio Piniglia dal Genoa in prestito gratuito fino a giugno, poi riscatto obbligatorio 2 milioni di euro, e soprattutto questo potrà essere un apporto importante per una formazione come l'Atalanta, che in questa prima parte di stagione ha avuto una serie di problemi, soprattutto in fase offensiva, con un Dennis che è risultato poco, diciamo così, attivo a livello di marcature. Vedremo se l'arrivo di Piniglia potrà magari risvegliare tutto l'attacco orobico. Nel frattempo chiedo lumi alla regia per sapere se abbiamo pronto il nostro primo collegamento. Daniele, abbiamo perso la tua voce, non so se tu ci senti ancora, ti chiedo conferma. Io ci sono, ti chiedevo Roberto se abbiamo pronto il nostro primo collegamento. Al momento c'è qualche difficoltà nell'instaurarlo, quindi non è possibile avere con noi Luca Rolandi, anche se dovrebbe essere questione di pochi minuti. Perfetto, allora attendiamo quindi che venga ripristinato al meglio anche il collegamento con Luca Rolandi, vice direttore di calcioparlando.com, e come detto oggi è il giorno in cui si apre il calciomercato, per cui direi che possiamo andare anche a leggere un po' le principali notizie. In questo caso usufruiamo del servizio di Tutto Mercato Web, che è un sito che da anni si occupa proprio delle vicende del calciomercato attraverso tantissimi inviati, e soprattutto anche un sito che tratta di fatto soltanto le vicende del calciomercato, per cui approfittiamo di questo servizio. Logicamente abbiamo fatto anche un po' di pubblicità a dei nostri colleghi. Milan, il problema di Torres è stata l'esplosione di Menez e confido moltissimo in Cerci. Questo è il commento di un Inzaghi che è felicissimo dell'arrivo di Cerci, è il giocatore che volevo, potrà dare qualità alla mia squadra. Queste le parole quindi del tecnico rossonero, che però nella prima sfida di domani contro il Sassuolo a San Siro non potrà costruire, diciamo così, delle prestazioni sportive di un Alessio Cerci, che però di sicuro potrebbe già essere a disposizione del gruppo a partire dalla giornata numero 18. Da un acquisto che è stato fatto qualche giorno a uno freschissimo, perché il Genoa oggi proprio alle 12.05 è andato a ufficializzare l'acquisto di Alberto Facundo Costa, un centrocampista brasiliano, arriva dallo Spartak Mosca, arriva praticamente in prestito per 6 mesi, poi la formazione del Genoa attraverso il proprio sito è andato a ufficializzare anche le modalità di acquisto, con un giocatore che verrà poi di fatto ingaggiato a giugno, quindi c'è già un accordo sulla cifra, quindi diciamo così prestito con diritto obbligato di riscatto, però a giugno si parla di 2,5 milioni di euro. Logicamente il mercato è aperto stamattina, per cui sono stati depositati tutti i contratti degli affari che, diciamo così, erano già stati fatti con qualche giorno d'anticipo. Un'altra ufficializzazione poi riguarda in questo caso l'Hellas Verona, che è andato ad annunciare l'ingaggio in prestito con diritto di riscatto, però non obbligatorio a giugno. Praticamente l'Hellas Verona, attraverso in questo caso il proprio sito internet, è andato a registrare l'ingaggio dal Genoa di Leandro Greco. In questo caso possiamo parlare anche di un ritorno, perché Leandro Greco aveva già giocato nell'Hellas Verona, poi aveva avuto una serie di trasferimenti, era finito a Genoa, non aveva trovato spazio con la formazione di Gasperini, e quindi la sua scelta è stata proprio quella di tornare all'Hellas Verona, dove Greco era stato uno dei protagonisti della scalata della formazione scaligera in massima serie. Le ufficializzazioni l'abbiamo detto, il Napoli ha presentato Ivan Strinic, quindi acquistato dal Dnipro, colpo Ivan Strinic per il Napoli, che ha depositato oggi il contratto del laterale croato in Lega Calcio. Logicamente oggi tantissimi comunicati stampa delle società riguarderanno di fatto
le regolarizzazioni degli acquisti già portati a termine ancora prima delle vicende di un calciomercato che aprirà oggi e poi andrà a chiudere il proprio programma, l'abbiamo detto, lunedì 2 febbraio. Lasciamo un attimo le vicende del calciomercato in attesa poi di avere i lumi dalla regia per sapere se è pronto il nostro collegamento, logicamente per andare ad approfondire il discorso di una massima serie, perché dopo il periodo di dicembre, le 2 settimane di pausa e soprattutto dopo una massima serie che aveva visto concludere la propria prima parte di stagione con la finale di Supercoppa disputata a Doha, finito 2-2 ai tempi supplementari, poi vinta dal Napoli ai rigori contro la Juventus. Si riparte questa sera alle 20:45 all'Olimpico Lazio contro Sampdoria, una sfida logicamente possiamo dire per cercare di mantenere le posizioni altissime della classifica. Lazio e Sampdoria. Pronto? E finalmente ce l'abbiamo fatta e con noi il nostro ospite. Perfetto, quindi direi complimenti alla regia che è riuscito a ripristinare il nostro collegamento, quindi benvenuto a Luca Rolandi, vice direttore di calcioparlando.com. Ciao Luca. Ciao Daniele, buon anno a tutti. Buon anno a te Luca, il collegamento oggi è difficoltoso, però siamo riusciti comunque ad ottenerlo. Abbiamo parlato delle varie vicende di calciomercato, dei principali colpi che sono stati fatti, però nell'ultima parte della nostra trasmissione dobbiamo dare spazio al fatto che la massima serie torna in campo fra oggi e domani e soprattutto con 2 gare interessanti, una che aprirà la 17ª giornata e l'altra che l'andrà a chiudere. Andiamo in ordine cronologico, questa sera all'Olimpico di Roma, ore 20:45, Lazio contro Sampdoria e chi vince sarà almeno per 24 ore al terzo posto solitario. Sì, questa sera si apre con una bellissima partita perché Lazio e Sampdoria stanno disputando un ottimo campionato, in particolare la squadra allenata da Mihajlovic che sta veramente dimostrando di essere competitiva ai massimi livelli, quantomeno per raggiungere un posto in Coppa, e soprattutto fuori casa ha dimostrato più volte, con l'eccezione della sconfitta peraltro immeritata di San Siro con l'Inter, di avere le carte in regola per mettere in difficoltà qualsiasi compagine. Per cui direi che è una pazienza col botto. Inoltre Lazio in casa gioca molto bene e potrebbe dimostrare di valere la classifica che oggi la presenta a 3 turni dal termine dell'andata in una posizione direi piuttosto positiva rispetto alle attese e alle aspettative della tifoseria, quindi un'ottima partita che apre con sicuramente molto bene il 2015 per il nostro massimo campionato. Ecco, a livello mercato la Lazio, diciamo così, si avvicina a perdere a giugno probabilmente Klose, sta cercando però di rinforzare il proprio reparto difensivo prendendo il difensore centrale Wed, che potrebbe essere, diciamo così, anche un altro olandese che va a rinforzare la formazione spaziale, che in attacco comunque direi con Filip Georgievic ha trovato un'ottima alternativa a Klose. La Sampdoria invece ha perso Manolo Gabbiadini, ha stato Correa che logicamente dovrà avere bisogno di tempo per entrare nel clima del calcio italiano, però potrebbe mettere a segno nelle prossime ore un vero colpo di mercato, ovvero ingaggiando Luis Murriel dall'Udinese. Sì, diciamo che la perdita di Manolo Gabbiadini è una perdita piuttosto seria per quanto riguarda l'attacco della Sampdoria. Gabbiadini è un ottimo giocatore, un'ottima punta, ha qualità, ha tiro, riesce a giocare anche per la squadra e quindi sicuramente non sarà facile rimpiazzarlo. Muriel è a caccia sicuramente di rivincite e quindi la piazza Brucerchiata potrebbe essere la sede giusta per poter riemergere da periodi positivi e periodi negativi che contraddistinguono la carriera a questo punto di un giocatore che potenzialmente avrebbe qualità da squadra di vertice ma che poi ha delle pause troppo lunghe. Vedremo, sicuramente il pittoresco e funambolico presidente Ferrero sicuramente dovrà sostituire Gabbiadini anche per cercare di centrare quel risultato per la posizione che gli permetterebbero di dare ancora più vigore alla sua presidenza all'interno
della squadra bucciatiata. Vedremo, è una bella, diciamo, sicuramente è un quadro di mercato piuttosto interessante in casa bucciatiata. Ecco, oltre alla stagione che apre oggi da 2 giorni di campionato, domani abbiamo detto le altre 9 gare, la Roma alle 12:30 sul campo dell'Udinese. Non sarà una gara assolutamente facile per i giallorossi, che cercheranno di mantenere, se no recuperare dei punti nei confronti della Juventus capolista. Il Milan, che dopo l'acquisto di Cerci affronta il Sassuolo nella speranza di proseguire la propria scalata in classifica, così come il Genoa di riprendere il terreno perso nell'ultimo turno di campionato contro l'Atalanta. Il Napoli, che ha già messo a segno due acquisti come Manolo Gabbiadini e Ivan Strinic, sarà sul campo direi non certo difficile come Cesena. E poi in serata il big match di questa giornata, Juventus-Inter, con tanti intrecci anche a livello mercato. Sì, diciamo che si parte e si conclude con 2 partite molto interessanti e molto importanti per il vertice della classifica. Udine, la Roma storicamente ha sempre avuto vita difficile. Lo scorso anno, lo ricordiamo, una vittoria proprio negli ultimi minuti di gara, dopo che l'Udinese aveva sfiorato più volte la vittoria. E soprattutto è la ripresa, quindi partita alle 12:30 del 6 gennaio sarà una partita difficile. Se la Roma riuscirà subito ad avere ragione dell'Udinese, allora facilmente potrà controllare la partita, ma se comincerà ad avere delle difficoltà con le assenze dei giocatori che sono impegnati in Coppa d'Africa eccetera, potrebbe essere una gara non semplice. D'altra parte invece la conclusione è proprio da fuochi d'artificio, perché Juventus-Inter non è mai una partita normale e sicuramente l'entusiasmo portato in casa nerazzurra con l'acquisizione di Podolski, comunque un campione del mondo, un giocatore affermato, ha ridestato grande entusiasmo nelle file nerazzurre, e la Juventus dovrà stare molto attenta, perché naturalmente per continuare a guidare la classifica ha l'obbligo di vincere, mentre tutto sommato l'Inter ha poco da perdere e giocherà il tutto per tutto, credo una partita molto aperta per poter magari infilare in contropiede la Juventus. Partita sicuramente da vedere, godibilissima, speriamo nei canoni soprattutto di un nervosismo non eccessivo, perché spesso accade che a Juve-Inter gli animi si accendano facilmente, ma tecnicamente ci sono ottimi giocatori in entrambe le squadre, quindi ci auguriamo di vedere un ottimo primo spettacolo allo Stadium domani sera. Perfetto, ore 13:59, siamo giunti in conclusione della puntata odierna, il numero 443 di Calcio Parlando, che tornerà venerdì 9 gennaio sempre alle ore 13:30, per cui da Daniela Madasi e Luca Rolandi il buon proseguimento sulle nostre frequenze, e la linea può tornare alla regia centrale di Radio Padania Libero. Avete ascoltato Calcio Parlando. Devono arrivare tutti, entrare tutti, li dobbiamo mantenere tutti.